Fate tutte le riprese che volete, un documento. Fate le riprese, favorite un documento. Documento per cortesia. Nessun documento, nessuno. Allora, prendete i documenti, è inutile che fate le cose, dove andate in mezzo alle grane. No, le grane andrà in mezzo lei. Vabbè, dopo lei fa le sue denunce, intanto ci dia un documento. Lei chi è? Io sono il comandante della stazione. La stazione dei treni. Stazione Bianca di Vivo. No. No, scusi. No. Allora, siccome lei si deve attenere a quello che è, perché sto sul territorio qua, fa quello che diciamo noi. No, Poi lei è sul territorio, no, lei non vabbè, dica. allora, lei mi arresta, cosa la fa? porteremo via, faremo Certo, le procedure di va identificazione. bene. Si rifiuta di darci i suoi dati? Certo che mi rifiuto, Perché si rifiuta? perché sono in territorio sovrano, sono in territorio veneto e Ma non sei in riconosco territorio la sua... No, 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 lei mi deve dimostrare italiano. che siamo in territorio italiano, Vabbè, lei chi è? lei mi deve dimostrarle, perché questa Ma è una lei proprietà lo- privata, lei- che lei c'è una sentenza del tribunale. Ok, io cosa sto facendo qui? Vabbè, lei può fare quello che Esatto, vuole, nel quindi? rispetto delle regole. Esatto, lei sta però ci deve rispettando dare le- un documento, perché noi Lei siamo chi è? pubblici ufficiali. No, nel vostro lei non è un servizio, pubblico quindi- ufficiale. Vabbè, lei si rifiuta di darci i documenti? Lei è un militare? Come si chiama? Lei è un militare? Come si chiama lei? Lei come si chiama lei? Io mi chiamo Andreozzi, sono il comandante della Perfetto. stazione. Bene, Lei io non si la rifiuta di riconosco. darci i documenti? Io non la riconosco, lei è un militare? Riconosce la persona in divisa come È polizia? un militare? Lei lo riconosce? Lei è polizia militare? No, noi non siamo polizia, noi siamo... I carabinieri non sono polizia militare? Chi l'ha detto? Lei Io nega che i carabinieri sono io non polizia nego militare? nulla, noi siamo polizia Militare? a servizio delle istituzioni. Lei, no, quali Lei ci istituzioni? vuole dare un documento? Non le do Vabbè, assolutamente lei ci vuole nulla. dare un documento? Come si chiama lei? Niente. Vabbè, noi gli portiamo, facciamo con l'identificazione. Perfetto, lei mi deve arrestare. Vabbè. Facciamo quello che dobbiamo fare. Sì, faccia pure quello che deve fare, ne risponderà ai sensi del diritto internazionale, Ne risponderemo delle in tutti i convenzioni. sensi, ne risponderemo in tutti i sensi. Lei ne risponderà in tutti i sensi? Sì, Perfetto, lei ne risponderemo di risponderà, tutto. perfetto, lei ne Ne risponderà, risponderemo lei ne risponderà. Ne risponderemo tutti Benissimo, quanti. ne risponderemo tutti quanti. Va bene. Di fronte a Dio e di fronte alla legge, ok? Benissimo. Ci vuole dare un documento? No. Lei ci vuole dare un documento? Ci vuole dire i suoi dati? Lei? Lei pure si rifiuta? Di darci un documento, di darci... Noi ci dichiariamo prigionieri di guerra. Prigionieri di guerra perché voi siete siete polizia militare, state violando le convenzioni di Ginevra. I militari non possono interferire con la popolazione civile in tempo di pace e assolutamente per portare aiuti in tempo di guerra, quindi voi state violando i trattati e le convenzioni di Ginevra. Questa è la mia dichiarazione, adesso fate quello che volete. Chiaro? Avete capito? Inteso? No, no, ha capito lei? No, no, ha capito lei. Lei è cosciente di quello che sto facendo? Lei è cosciente? Lei è cosciente che sta violando i trattati internazionali? Lei è cosciente che sta violando i diritti umani? Lei è cosciente che lei sta violando i diritti umani, caro signore? Lei sta violando i diritti umani? Lei sta violando i diritti umani, caro signore? Lei non può interferire con la popolazione civile. La legge italiana non esiste, l'Italia non esiste. Lo dico, no, lo dite voi, perché voi avete ceduto la sovranità all'Europa, cari signori. E qui sui territori veneti voi non siete sovrani, non avete assolutamente, perfetto, fate quello che volete, ve ne assumerete totalmente e pienamente le responsabilità, in sede penale e in sede civile. Perfetto. Oggi lei sta facendo una cosa a una persona, domani noi faremo questa cosa a lei. Stia tranquillo. L'importante è che lei sia pienamente cosciente di questo. L'abbiamo informata benissimo. C'è una signora con disabile minore. Veda lei. Signora, se non apre sfondiamo la porta, Io sono volontari, casa del condominio, porta via a casa, una porta ingressiata. Signora, se non apre dobbiamo sfondare, quindi veda lei. Vabbè, li fate un giocatore secondo gli avvocati vediamo tutti capire cosa da fare.
Non ne resistiamo proprio niente, finché non chiamo la signora Nadia noi Franco procediamo, e non mi risponde la radio Vabbè, Franco. noi procediamo a fare lei non procede proprio niente, lei non procede proprio per Signora, niente, dai, se no andiamo per al- niente, signora, neanche andiamo per al- idea. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Immigrati in casa e tutto! Tutti, sfratto i cittadini, viva l'Italia, che mette mano addosso! signora con il disabile. Sta mettendo le mani addosso una signora! Attenzione! La violenza, guarda, violenza! Lei sta picchiando! Sta picchiando la signora, sta picchiando! Ci fate passare per cortesia? No, perché?